E adesso siamo con il primo tifoso dell'Apu, perché è il primo cittadino della città di Udine, Alberto De Toni. Professore, ovvero signor Sindaco, è una festa per tutta la città, diciamocelo chiaramente. Sì, è una grande festa, è una grande promozione perché è partita dalle serie inferiori, è stata lunga vari anni e quindi è stata tanto più gradita quanto più sofferta. È una grande opportunità per la città, avremo anche adesso il progetto del nuovo palazzetto e quindi... E su questo cosa ci dice, signor Sindaco? Ma stiamo lavorando e stiamo aspettando il progetto definitivo da parte dell'Apu, abbiamo già ricevuto 20 milioni da parte della Regione e quindi ci sono le condizioni per ottenerlo e sarà una grande bella opportunità vedere la nostra squadra in un grande palazzetto di basket, un grande orgoglio per la città, per il Friuli. È pensabile un tempo? Allora, secondo me, per essere onesti, ci vogliono 2 anni. Quindi aspettiamo di avere il progetto al più presto e magari di cominciare appunto la stagione tra 2 anni col nuovo palazzetto. Signor Sindaco, auguri, ci vediamo al Palazzo Alcadera. Bene, arrivederci.